E qui la festa? No, la festa è a qualche chilometro da qui, dove abbiamo registrato le immagini. Siamo a Fontanelle, dove non c'è la festa, ma i pericoli creati dai pullman privati, probabilmente quelli che trasportano i gruppi, parcheggiati come sempre in curva lungo il viale Sicilia. Gli autisti non vogliono proprio rendersi conto che questo modo di comportarsi determina situazioni di grave pericolo per la circolazione stradale. Cosa ci sarà domenica da queste parti e nel resto dei quartieri agrigentini si può solo immaginare, anche perché sicuramente le forze dell'ordine saranno impegnate tutte in centro con l'anarchia assoluta nelle zone come appunto Fontanelle, dove, e non solo in questi giorni purtroppo, si assiste ad una vera e propria sfida da parte degli autisti incoraggiata dall'assenza di vigilanza. E restiamo a domenica. Da più parti arriva l'invito a non sequestrare, tra virgolette, i cittadini. Purtroppo lo scorso anno si sono registrati casi di assoluta necessità a spostarsi in auto da un punto ad un altro senza però riuscirci perché l'effettiva emergenza non è stata valutata. Ecco, allora, se non ci sono sfilate, quando ad esempio, come è successo lo scorso anno, i gruppi si esibiscono al Tempio della Concordia, l'invito rivolto agli agenti in servizio è di non essere rigidi a tutti i costi, ma distinguere caso per caso, aiutando anzi la gente a cavarsela. Speriamo che la festa sia festa in tutti i sensi.